Do 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 do. I wear a demeanor made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder and harmony. Pubblico di Miss Topolini, ma soprattutto uomini che seguite Miss Topolini, vi presento subito questa creatura meravigliosa, l'aspirante Miss numero 37, nome? Giulia Iacono. Oh, Giulia è una ragazza molto bella, molto alta, molto in forma, quindi iniziamo con le domandine più semplici. Età? 17, Di dove sei? di Trieste. Benissimo, cosa fai di bello nella vita e cosa vorresti fare? Allora, studio ragioneria al Carli, però il mio sogno più grande è diventare una ballerina. Una ballerina, hai già qualche base, nel senso hai già anni di studio di danza? Sì, faccio 9 anni di danza classica e moderna. Ho capito, quindi sei una di quelle che ti piacerebbe diventare una ballerina di opera, in teatro. Tra l'altro la danza classica era una danza difficile, impegnativa. Sì, tanto, però se ci metti il cuore non è impegnativo né niente. È vero, hai detto una cosa bella, quindi il cuore è un grande aiuto. Insomma, hai un Roberto Bolle, no? Parlando di danza, ti piacerebbe arrivare a lui? Certo, sì, sì, il mio sogno più grande. No, subito andrei. Subito, di che in realtà sono anche io molto affascinato dalla danza, però sei venuta anche qui a Miss Topolini, giusto? Sì, sono venuta grazie a mia mamma che mi ha detto dai, vai, prova questa nuova esperienza e poi perché non provare? Forse con questo nuovo Miss Topolini, questa cosa del genere, allora mi farà arrivare a questo sogno, mi aprirà le porte per arrivare. Esatto, beh, la nostra è un grande spettacolo che ti darà sicuramente molta visibilità. Tra l'altro notavo l'eleganza con la mano mentre parlava, muoveva la mano proprio da ballerina. Mi piacerebbe vederti e magari, chi lo sa, Miss Topolini potrebbe darti anche l'opportunità di esibirti, no? Mostrare le tue qualità. Va bene, accetto. Intanto in bocca al lupo, quella è la telecamera, puoi dire quello che vuoi. Allora, saluto tutti che stanno guardando, soprattutto mia sorella Monica, un bacio e basta, speriamo. Incrociamo le dita. Grazie. Water.